Sono nata a Villagnozzo, dove ho vissuto fino a 20 anni ed è da 23 anni che vivo a Reggio Emilia. Ho una figlia di 16 anni e mi occupo dell'azienda della famiglia di mio marito ormai da 20 anni. Mi occupo soprattutto dell'area gestionale e finanziaria dell'azienda. E sono il candidato sindaco di un'alleanza che è appunto Grande Reggio, il progetto Reggio. È un percorso che è iniziato diversi mesi fa ed è iniziato proprio dalla volontà di alcuni cittadini, quelli che Andrea ha definito signor nessuno, anch'io probabilmente sono signor nessuno, tanti di noi sono dei signor nessuno e sono quei signor nessuno molto stanchi, molto delusi, fortemente delusi da ideologie in cui hanno creduto tante volte, da partiti in cui hanno veramente confidato e hanno assolto il proprio ruolo nell'andare appunto a votare a fronte di promesse, di impegni elettorali che poi sono stati sistematicamente disattesi. Quindi noi cittadini ci siamo un po' messi al tavolo, abbiamo detto ma questa città, questa Reggio Emilia, città in cui viviamo, città in cui crescono i nostri figli, città che ormai vediamo morta, spenta, dormiente, una città che vive un torpore imbarazzante, una città che di fronte a una crisi economica